Buonasera a tutti amici e amiche amanti del futsal. Oggi la voce di Marco Genduso vi presenterà questa importantissima sfida che vede di fronte due formazioni come il Tremme Calcio 5 e l'Atletico Monreale. Partiamo subito con le analogie di queste due formazioni perché entrambe hanno realizzato un torneo mozzafiato, 5 vittorie su 5, dunque primo e secondo posto. Chiaramente i punti sono gli stessi, sono ben 15, questa è la prima analogia tra queste due squadre, ma quando ci sono delle analogie ci sono anche e sempre delle differenze che poi sono quelle che effettivamente vanno ad avere un'importanza per la classifica. Si parla quindi di gol fatti, di gol subiti, perché da una parte la formazione in maglia verde, dunque il Tremme Calcio 5, si presenta con il miglior attacco e la migliore difesa. I dati per essere più precisi sono 59 gol fatti, 12 invece gol subiti. Ci salutano anche il di casa, signori Calabria, che poi sicuramente salutiamo. Nel frattempo le due formazioni stanno completando il loro riscaldamento. Ma nel frattempo ci aggiornano anche sul cambiamento della distinta, perché Raffaele Mariolo da prima indicato col numero 5, adesso col numero 26. Forse è un omaggio a Riyad Mahrez, chissà, poi lo chiederemo al centrale, che però ha comunque pantaloncini col numero 5, dunque il 5 non lo abbandona, ma soltanto sulla schiena. Nel frattempo le due formazioni sono già in campo, vediamo il quintetto iniziale del Tremme Calcio 5 con Messina tra i pali, Di Grazia con la fascia da capitano, questa è già una grande notizia, poi Salerno, Calò e Calvaruso. Dall'altra parte invece per l'Atletico Monreale con tra i pali vediamo terzo, non c'è quindi Toni Costanzo, poi c'è Mariolo, Salamone, fascia da capitano anche per lui, Macaluso e poi con la 10 Lo Giurgi. Nel frattempo è iniziata anche la partita con più possesso palla per l'Atletico Monreale, sbaglia subito Mariolo. Calo guarda Salerno, prova subito a dialogare con i compagni senza però riuscire. Nel frattempo vi presentiamo anche il nostro immancabile scoreboard che ci accompagnerà da qui alla fine del match. Di Grazia, quindi parlavamo di queste analogie ma anche di differenze presenti, perché abbiamo presentato come il Tremme Calcio 5 sia la formazione che al momento detiene il primo posto non soltanto della classifica generale ma anche della classifica gol fatti e gol subiti. Ma bisogna subito dire come l'Atletico Monreale non sia da meno, non al primo posto, però comunque dal punto di vista offensivo si presenta come il secondo miglior attacco. Sono 36 gol dunque contro 59, sono veramente tanta la differenza tra queste due formazioni. D'altra parte però per quanto concerne la difesa i dati sono un po' più simili, perché si tratta al momento della terza migliore difesa con l'Atletico Monreale con soltanto 16 gol subiti. Meglio di loro hanno fatto soltanto i cugini del Tremme Calcio 5, ovvero il Tremme Lupi con 15 gol subiti. D'altra parte poi invece la squadra che al momento padrona della classifica, quindi la formazione di Mise Zapprata, con la bellezza di 12 gol subiti. Nel frattempo Calabria ha cercato subito la prima occasione con un pallone tentato a secondo palo. Salerno si stava per immolare ma è stato fermato prontamente. Macaluso, buono qui il dribbling con un rimpallo, ma cosa guarda fatta Macaluso e Messina. Eccola la prima occasione della partita, la prima vera occasione, perché Calvaruso aveva subito impegnato la difesa avversaria ma senza trovare una conclusione pulita. Lo ha fatto invece con questa conclusione da fuori Atletico Monreale con Macaluso che prima vince un rimpallo un po' fortunato con Calò, poi decide di trovare la porta. Poi Mariolo, che è stato uno dei migliori nella scorsa partita dell'Atletico Monreale, chiaramente ormai non fa più notizia. Macaluso, Mariolo, buono quel diving sulla linea di fondo, poi Calò mette una pezza e allontana immediatamente il pallone. Adesso un Tremme Calcio 5 che deve cercare forse di non spingersi troppo in avanti, perché sappiamo come l'Atletico Monreale possa essere veramente una squadra ostica, abituata comunque a soffrire anche in fase difensiva, ma poi a ripartire a 1000. Oggi manca però il miglior marcatore della formazione biancorossa, manca infatti Anitra, autore di ben 7 marcature. C'è però Macaluso che si appoggia, Mariolo, Lo Giudice, indossa lui la maglia numero 10, cerca l'inserimento di compagni, trova adesso quello di Mariolo, buona fila gancio, Mariolo con la punta e Messina la tocca prima con la gamba, poi la mette sul palo, ancora una volta pericolosissimo Atletico Monreale, 2 volte in questi primissimi 2 minuti della partita. Adesso ci ha provato Mariolo, poco prima invece era stato il tentativo di Macaluso, ma Atletico Monreale è viva e fa vedere come oggi non voglia veramente lasciare nulla al caso, sa che oggi il fattore campo può essere importante. Ricordiamo il Tremme Calcio 5 è l'unica squadra, insieme chiaramente ai cugini del Tremme Lupi, a giocare in casa. Qualcosa deve pur significare, chiaramente. Atletico Monreale lo sa bene, ma l'atteggiamento sembra quello di una squadra che non vuole veramente
perdere oggi la partita. È iniziato benissimo, nonostante le defezioni, comunque manca anche Lupo, Mercurio. Manca soprattutto Tony Costanzo, che sicuramente starà guardando la nostra diretta e noi lo salutiamo. Salerno, Di Grazia, Calo, si gira, Di Grazia, allarga il gioco, Calvaruso può puntare, Mariolo oggi ci auguriamo di vedere un grandissimo scontro tra Calvaruso e Mariolo, due dei migliori giocatori di questo torneo. Poi intanto Mariolo, palla al secondo palo, cercava forse l'inserimento del compagno che però non arriva, ma ancora una volta è una buonissima azione dell'Atletico Monreale. Vediamo un Mariolo però forse un po' più offensivo rispetto al solito. Di Grazia, Calo vince il rimpallo, poi cercare la porta, Calo ancora con Macaluso che lo tiene vistosamente, calcio di punizione. Qui non ha voluto concedere la conclusione al funambolo, autore di veramente tantissimi assist, Antonio Calò, al suo gemello del gol, Cristian Calvaruso, che invece va a prendere questo pallone, perché se Calò è forse il maestro degli assist, Calò è sicuramente Calvaruso, chiaramente, chiedo scusa, è quello dei gol, perché si è posizionato, però c'è anche Calò, però si allontana, insomma, cercando un po' di capire quella che sia lo schema. Vediamo se mister Zapparata ha tentato, ha creato uno schema dei suoi, vediamo, perché effettivamente chiama Calò dicendo di aiutare Calvaruso. Ho detto la stessa cosa anche a Giovanni Salerno, dunque probabilmente uno schema creato ad hoc da mister Zapparata. Vediamo se effettivamente andranno con uno schema o se invece cercare la conclusione diretta. Calvaruso è uno schema, Calvaruso con la piazza, con il piattone, siamo sul primo palo, terzo a rispondere, molto importante qui la sua parata, perché è la prima conclusione anche per il 3M calcio a 5, arriva al minuto 5 dopo 5 minuti di dominio dell'Atletico. Poi Calvaruso sbuca sul secondo palo Salerno, che non riesce a deviare, ma sta crescendo la formazione di mister Zapparata. Poi Salerno, il tacco tentato dallo giudice, che non è riuscito in realtà. Frattempo Di Grazia da capitano con la fascia al braccio a comandare quelli che sono i movimenti. Frattempo ci sono due sordi per il 3M calcio a 5, si tratta di Cristian Riccobono. Tanto palla secondo palo con Di Grazia col tacco molto elegante. Parliamo quindi dei sordi in casa 3M calcio a 5, perché oggi c'è per la prima volta l'esordio di Cristian Riccobono, ma anche quello di Emanuele Ronfolo. Dunque vediamo se i due troveranno minuti, sicuramente sì. No, giudice, Colmancino, cercare ancora Mario, no, con la punta! E ci ha provato con un mix di tocco morbido e punta, un po' quasi uno ossimoro in realtà, però stava quasi per battere Messina, che oggi non ha il solito dualismo tra i pali, perché non c'è Adriano Ponic. Quindi uno schema, Salamone, il velo da parte di Macaluso, che viene però intercettato, allo tentativo di Calvaruso che taglia tutto il campo. Calò guarda la porta, Calò va al secondo palo per Salerno, che si divora il gol, ma ancora una volta Calò ha messo una palla geniale con l'esterno, forse leggermente profonda, ma chiaramente meglio di così ovviamente non avrebbe potuto mai fare anche un assistman come lui. Nel frattempo si sta riscaldando Carlo Di Paola. Vediamo se arriverà il suo momento al posto di Calò, al posto di Calvaruso, o magari al posto di Salerno, con la soluzione Calvaruso da pivot, che comunque ha portato ben 22 gol, insomma, ed un bottino niente male. Lo giudice intanto, col sinistro, cerca i compagni ma non li trova, poi Salerno può ripartire, vuole la salva posizione di Calò, lui si appoggia però da Di Grazia, che può cercare la porta, la prova adesso, la conclusione viene respinta con i pugni da terzo, che ancora una volta risponde presente. Minuto 7 di gioco, non ci stiamo annoiando per niente oggi. Ecco Calò che cerca il destro, anche lui voleva calciare in porta, l'hanno fatto Di Grazia, l'ha fatto Calvaruso, l'ha fatto anche Salerno con una piccola deviazione, non l'aveva ancora fatto Antonio Calò, lo fa adesso, palla fuori, ma il 3M calcio 5 sta crescendo. Nel frattempo è arrivato il momento di Ronfolo, che quindi prenderà il posto, vediamo di chi, il suo ruolo è quello di pivot, quindi probabilmente per Salerno, però si sta riscaldando anche Di Paola. Nel tempo sta parlando, questa è una bellissima immagine con il presidente. Sbaglia Calvaruso, Macaluso cerca la porta, Messina in due tempi, va anche giù per bloccarla dopo l'errore da parte del compagno Calvaruso. Per lui 22 gol, ricordiamo numeri impressionanti. Calò poi cerca la giocata, ma Salamone decide di chiudere la strada, decide di mettere una muraglia. Messina, no, la tocca Mariolo, poi la tocca Salerno, adesso Calò
vuole puntare, esulta, si allarga il gioco, Salerno cerca la porta! Salerno! Che gol ha fatto Salerno! Con l'esterno, buca il portiere, la conclusione fortissima, si insacca alle spalle di Terzo che non può fare veramente nulla e trova quindi il gol dell'1-0, partita sbloccata adesso dopo 8 minuti, 1-0 come indica anche il nostro scoreboard, partita bellissima e la sblocca Salerno all'ultimo pallone della sua partita. Al momento chiaramente i cambi sono sempre volanti, ricordiamo, però ha lasciato il campo per dare spazio a Runfolo, così come ha lasciato il campo anche Antonio Canò che nella scorsa partita, riamanti alle statistiche, è stato l'ultimo giocatore a uscire dal campo nella prima frazione di gioco, chiaramente per la formazione in maglia verde, con ben 17 minuti giocati. Questa volta invece dura un po' di meno la partita, circa 8 minuti, perché entra al suo posto Di Paola. Nel frattempo fallo da parte di Calvaruso, che poi va a chiedere scusa e dà la mano allo giudice. Bellissimo gesto questo. Mariolo che tenta di dribblare anche il signor Calabria, ci riesce, nonostante essere fronteggiato. Poi Runfolo, buono qui il suo primo pallone toccato, Calvaruso può cercare la porta ma si complica la vita con un dribbling di troppo. Avrebbe potuto cercare il compagno al centro che era messo in posizione per poter calciare in porta. Poi Calvaruso vuole la velocità, Runfolo si gira, calcia in porta e si presenta così con un gol incredibile, la aggancia con la suola e poi con la potenza buca il portiere, 2-0 e adesso il Treme Calcio 5 potrebbe prendere il largo. Ma l'Atletico Moriele ricordiamo che è una formazione che si trova comunque con gli stessi punti del Treme Calcio 5, ben 15. Immaginiamoci quindi una partita accesissima fino all'ultimo, ma al momento il risultato, dopo soltanto 9 minuti, quasi 10 minuti, è di 2-0. Un blackout da parte della difesa di Atletico Monreale che sta forse pagando un inizio dove aveva attaccato anche di più, ma senza trovare il gol. Nel frattempo è entrato in campo anche Leonardo, volto nuovo per Atletico Monreale, perché lo scorso anno era un tesserato del Real Sicilia, nel campo di Serie D, tanti gol per lui. Mariolo lascia lì il pallone, lo giudice, poi Mariolo spara alla porta, ancora lo giudice col sinistro, cerca la conclusione piazzata. Ottimo qui intervento da parte di Di Grazia. Nel frattempo Ricco Bono sta per entrare anche lui, prima al posto di chi, intanto l'anticipo sul raccampo da parte di Di Grazia, facendo una buonissima partita. Mariolo allarga il gioco, cerca proprio il raccampo, 1-2, raccampo, 30 di rigore, ancora raccampo e Messina lascia lì il piede per la punta tentata con tantissima potenza da parte di Leonardo, che non trova la porta ma trova comunque una deviazione. Sarà quindi palla in calcio d'angolo. Su punti di battuta vediamo Mariolo, eccolo giudice, viene chiamata la pressione per Ricco Bono, che infatti esce quasi le parole all'unisono da parte dei compagni del mister. Di Paola, buona chiusa sterzata, c'è Runfolo, lui si gira, quasi perde il pallone, Di Grazia, poi la tocca allo giudice, sempre Di Paola, non aggancia il pallone, ma era molto complicato. Leonardo per Mariolo, si cerca una sua giocata. Poi lo giudice si scontra con Di Paola, ma l'ultimo tocco è proprio del giocatore Maglia Rossa, dunque messa laterale con Di Grazia sul centro per Runfolo, che fa ottimo il suo lavoro col tacco, libera magnificamente il compagno. Poi Ricco Bono con la punta cerca il primo palo e non era una brutta idea, si voleva presentare anche lui la prima occasione come Runfolo con il gol. Non è stato fortunato come il compagno in precedenza, ma la sua conclusione sul primo palo era stata comunque ottima, perché aveva anticipato probabilmente anche la parata del portiere, che si aspettava piuttosto un pallone a secondo palo. Di Paola col tacco sbaglia tutto, lo giudice cerca la sua posizione, la trova adesso, ma gioco fermo, calcio di punizione. Questa può essere un'occasione molto importante per l'Atletico Monreale di poter recuperare la partita. C'è Leonardo sul... no, quando si è allontanato, adesso un po' difilato, c'è in realtà lo giudice, però quindi forse un destro potrebbe calciare meglio piuttosto che lo giudice, che di piede è mancino, infatti si è allontanato. Infatti va Mariolo, che probabilmente ci regala la conclusione di potenza. Va Mariolo, cerca il primo palo, l'ha anche presa bene, chiudendo il giro, ma
però è terminato fuori. Messina comunque sembrava in posizione. Riccobono rischia molto. Di Paola anche lui per Riccobono, l'anticipo perfetto da parte di... C'è anche il fallo. Ronfolo non è d'accordissimo perché dal campo è andato giù, ma sembra effettivamente esserci un tocco, quindi calcio di punizione ed è il secondo in pochissimi istanti. Atletico Morale che sta cercando di guadagnare metri, lo fa in questi calci di punizione. Questa volta sì che può andare un mancino, infatti lo giudice è lì sul pallone, al campo invece sul palo, Mariolo fuori e Leonardo accanto alla giudice. Però di cosa stanno parlando? Chissà che non ci sia uno schema, infatti è così. Leonardo con la potenza, ci ha provato. Palla deviata, calcio d'angolo con... Poi sbaglia qui Mario un dribbling con Riccobono che guarda la porta Riccobono e poi perfetto terzo con le dita probabilmente a levare questo gol. È facilissimo al giocatore che lo scorso anno, ricordiamo, ha vinto il campionato di Serie D, il girone B con l'oratorio Cosme Damiano. Poi Ronfolo calcia con potenza ma non trova completamente la porta, un errore non da lui, ma... Mario lascia il pallone a Salamone, il capitano di oggi, col tacco, Macaluso. Poi Ronfolo intercetta il pallone, adesso Riccobono la tocca, lascia lì. Di Paola allarga il gioco, ecco Di Grazia. Una rimessa laterale, quindi con il Ronfolo che batte lui. Di Grazia, pressione molto alta, Riccobono sbaglia il tocco, dunque rimessa laterale regalata, minuto 15 di gioco, risultato sempre di 2-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, soltanto nei canali di Sportisili la sfida tra 3M Calcio a 5 e Atletico Monreale. Ricordiamo per chi si fosse sempre sintonizzato in questo istante, gara che vede in campo le due migliori formazioni di questo campionato, almeno così dice la classifica, perché si trovano entrambe a quota 15 punti. Fatemi gioco a ferro perché il diritto di gara ha fermato un attimo il gioco perché è rimasto a terra, deve essere Macaluso, che è abbastanza claudicante e chiede anche un cambio immediato. Forse la caviglia. Vittorio Cara intanto restituirà forse il pallone all'Atletico Monreale, che era la squadra che deteneva il possesso. Infatti è così, Mariolo Salamone lascia lì con l'esterno, ecco Macaluso, si allunga il pallone, poi Leonardo Salamone allarga il gioco, c'è Mariolo con la sola, il dribbling cercato, poi Ronfolo va giù. Esperienza qui l'attaccante, perché vede l'arrivo di Mariolo che non è d'accordissimo con il diritto di gara, però non protesta nemmeno, sa che il tocco c'è, però forse è un po' sull'intensità che forse Mariolo aveva qualcosa da ridire. Tanto Ronfolo, cioè dietro lui Di Grazia, non lo serve, va da Riccobono, perde forse qualche tempo, Riccobono. Riccobono continua addirittura, ma non riesce a seguire Di Paola, poi riparte il contropiede con Salamone, guarda la porta, Salamone ancora Di Grazia, perfetto, poi ripartire adesso Di Paola contro Mariolo, Di Paola vuole il tipping, Di Paola calcia e buca ancora terzo, che non è impeccabile, prende ancora un altro gol e dunque 3-0 tris per il 3M Calcio a 5 che si porta avanti. Un risultato molto secco, un risultato anche forse un po' imprevisto alla vigilia, perché Atletico Monreale è comunque una formazione che sta giocando bene, ma 3M Calcio a 5 sicuramente è ciò che incarna meglio la parola cinismo, perché è arrivata in porta comunque non moltissimo, o meglio non in una misura maggiore rispetto all'Atletico Monreale, ma quando si dice che il cinismo fa la differenza è veramente una frase giustissima, perché in questo caso il 3M Calcio a 5 sta perfetta sotto porta. Non che l'Atletico Monreale non lo sia stato, ma Messina comunque ha risposto presente. Terzo invece forse qualche errore di troppo l'ho fatto, però sicuramente anche un contropiede del genere sul risultato di 2-0 è anche un po' difficile da poter parare. Era il solo Mariolo contro Di Paola, ma stava arrivando anche
un secondo compagno, si trattava di Riccobono, dunque un possibile 2 contro 1. Nel frattempo è arrivato in campo anche Roberto Restivo, lui che è stato il man of the match nella scorsa partita, nonostante i molteplici gol chiaramente di Calvaruso, ma dal punto di vista difensivo Restivo ha fatto una partita straordinaria. Oggi un pizzico di ritardo per lui, infatti sta realizzando il suo riscaldamento, lo facciamo anche vedere qui con il direttore Tarantino. A tempo mister Zapparata colloquia ancora con i suoi ragazzi. Zapparata comunque lo conosciamo, un perfezionista, anche il risultato sul 3-0 ha comunque qualcosa da dire ai suoi ragazzi, qualcosa per migliorare ulteriormente. In questo caso Zapparata parla tanto per le posizioni dei suoi ragazzi, tenete le posizioni. Nel frattempo sta ancora dialogando con Carletto Di Paola. Nel frattempo ritornano in campo Riccobono, Di Grazia, Salerno e proprio Di Paola. Tanto Macaluso che si è assolutamente ripreso, Mariolo, Salamone, ancora Mariolo cerca da lui la giocata che possa sbloccare questa partita, lui che ha i numeri per poterlo fare. Poi non lo vuole fare girare Salerno, si appoggia dietro, ecco Macaluso centrale, Leonardo prova a girarsi, Di Grazia fa un buon lavoro, poi Macaluso col destro e Messina mette ancora una volta il piede, dunque calcio d'angolo, Atletico Monreale fa paura e attacca adesso contro il Tremme Calcio che però si difende bene. Mariolo col destro la prende molto male, lui che ci ha abituato invece a tiri decisamente migliori. Messina, ecco Riccobono, poi Di Grazia cerca un lancio per Salerno, ma forse è il giocatore più veloce del mondo, avrebbe potuto prendere questa palla, è veramente molto complicato. Intanto Mariolo per Salamone, riparte Atletico Monreale dal basso, Macaluso, riecco Mariolo col mancino preciso, Macaluso vuole il dribbling in mezzo a due, Macaluso non giocata, poi sul destro, può calciare adesso, non tenta nemmeno di tuffarsi Messina, sa bene questa palla possa terminare fuori. Messina con le mani, l'anticipo di Salamone, ottimo su Salerno, un match importante, poi Mariolo e Leonardo. Tempo però ha preso una botta, probabilmente dal suo stesso compagno. Poi Leonardo, la trattenuta molto evidente da parte di Grazia. Il tempo è ancora un po' zoppicante qui Mariolo, intanto Di Paola con la punta. Questa volta non trova la porta, ma ancora una volta un errore da parte della difesa, stava costando veramente carissimo. Nel frattempo rientra in campo Calò al posto di uno stanco Cristian Riccobono, prova un po' opaca forse per giocare l'oratore che probabilmente deve ancora conoscere gli schemi di mister Zapparata. La giocata Salamone fa un grande lavoro di prima, Macaluso per Leonardo, una buona pala, Messina capisce ancora tutto in anticipo e poi subito ripartire i suoi con Salerno. C'è Calò che è rientrato, si inserisce ma si ferma, poi Salerno il dribbling su Mariolo, poi cerca la porta, invece cerca un passaggio su Calò quasi a volere replicare il gol della scorsa settimana ma non riesce, poi Mariolo, scivolata di Paola, cartellino giallo, tocco col braccio, ha salvato probabilmente un po' perché Mariolo stava cercando il compagno a secondo palo che stava arrivando preciso e puntuale soprattutto. Paolo infatti non dice nulla, un piccolo sorriso ironico in realtà, però credo che anche lui in cuor suo sappia di avere preso la palla con il braccio, dunque di aver salvato probabilmente anche un gol. Nel frattempo calcio di punizione su punti di battuta, vediamo Salamone, c'è anche Macaluso, largo Leonardo, largo anche Mariolo. Quella parte Leonardo però è solo, infatti Di Paola credo si abbia sentito le nostre parole probabilmente perché state un po' a chiudere. Nel frattempo Di Paola non è d'accordissimo col tocco col braccio. Salamone, Mariolo con l'esterno si appoggia un po' male, poi sempre Salamone, si gioca una buona partita, si ferma, la sterzata centrale, Leonardo l'anticipo, poi Macaluso vuole il fondo, lo cerca, non lo trova, poi Leonardo
a sportellate con Salerno. Qui un match di fisico tra i due. Viene vinto la Salerno, palla di ritorno Di Paola, ancora Salerno. Poi forse qualche parola di troppo tra i due. Uno scontro tra Leonardo e Salerno. Sembra effettivamente uno scontro comunque regolare tra i due, che sono entrati entrambi facendo leva sulla grande fisicità che li contraddistingue chiaramente. Sì. Questa è la palla, abbiamo qui. Tempo Mariolo sta restituendo il pallone, sportività prima di tutto. Dai, Vacalù! Lascialo stare, Vacalù! Gioca! Prendi palla, dai! Nessun problema, a posto, Robby. Ecco Calvaruso che è rientrato in campo al posto di Di Paola, che sta giocando una grande partita. Nel frattempo è rientrato in campo anche Runfolo, al posto proprio di Salerno. Intanto Calo riceve la palla, può calciare! Sul primo palo, chiude terzo, ma probabilmente aveva cercato il secondo. Calo è uscito un po' una conclusione sul primo. Lo schema, Runfolo guarda la porta, la carica destro. Poi Salamone si sostituisce al portiere. Può ripartire adesso in contropiede con Loggio. Diceva ancora una volta Calvaruso con un grande lavoro. Vuole il dribbling, Calvaruso salta tutti, Calvaruso allarga il gioco 2 volte ma non riesce. Poi Macaluso in anticipo anche su Runfolo, può attaccare un 3 contro 2. Macaluso dall'altra parte, Mario lo secondo palo. Poi si salva ancora e il tocco è con la spalla. Poi Messina può ripartire, palla non precisa però per Calvaruso, ma dall'altra parte c'era Calò che era praticamente solissimo. Vedevo cardino giallo per Macaluso perché ha detto al direttore di gara abbiamo momento un calcio di rigore con il palo dopo un pallone al secondo palo tentato da Mariolo. Una buona palla in realtà. Così non va bene, così non va bene. Così non va bene, così non va bene. C'è bisogno di guadagnare per quanto tocca a noi. Dico, finché non sono cioè quello è ci figura un nuovo Macaluso cercava, forse chiedeva un calcio di rigore, però è arrivato un cartellino giallo. Nel tempo parla anche il capitano Salamone con il signor Calabria. Nel frattempo anche mister Zapparata a parlare con Macaluso, anche Mariola cerca di mettere la bolla. Nel frattempo Macaluso però sta lasciando il campo, dunque doppia munizione, cartellino rosso. Stiamo cercando di capire anche noi. Un po' di capire quello che sta succedendo. Nel frattempo mostriamo la panchina dell'Atletico Monreale. Risultato di 3-0, ricordiamo per il 3M calcio a 5. Nel frattempo Macaluso non è stato espulso, dunque è stato effettivamente anche giusta la nostra valutazione. Dunque cartellino giallo soltanto per Macaluso. È evidente, gioca anche così evidente. Gioca! Stiamo vivendo Gioco fermo ormai da qualche minuto, siamo al minuto 27 in realtà, però ci sarà forse un cospicuo extra time, vediamo se effettivamente arriverà. Il tempo restivo sta continuando il suo riscaldamento. Poi il pallone è su Calò che restituisce il pallone sportivamente, dunque si riprende in campo al minuto 27. Macaluso, Salamone, ecco Mariolo, si attacca sulla fascia destra dell'Atletico Monreale, si ritorna dietro da Salamone, Mariolo e adesso Macaluso.
Calò intercetta, Runfolo può ripartire, c'è anche Di Grazia che però è dietro. Runfolo lo serve adesso, rischia sulla pressione, lo giudice stava quasi per anticipare il centrale del 3 calcio 5, ma per sua sfortuna non ci arriva, ma veramente una questione di centimetri. Intanto Mariolo col tacco molto elegante. Salamone con l'esterno si appoggia, Macaluso vuole l'interno con la punta, poi Mariolo cerca la giocata, la rulletta, Calò però uno che quella giocata la fa anche molto spesso, dunque capisce dove sarebbe potuto andare. Poi sul cross prende in pieno Mariolo, che sicuramente prende una botta dove non fa tanto bene. Calvaruso, palla per Runfolo, geniale il pallone in mezzo, viene poi arginato l'ottimo recupero da parte di Macaluso, che fase difensiva comunque si fa vedere. Nel frattempo calcio d'angolo, invece no perché è rimessa laterale, invece no, calcio d'angolo giusto, effettivamente è stato bene. A sé pallone, Calvaruso l'aggancia, vuole calciare col sinistro per anticipare, fa sul primo palo, terzo però questa volta è molto attento, infatti respinge il pallone, sarà quindi calcio d'angolo. Poi cerca la coesione di potenza di Grazia, pallone che becca la traversa, ma era già uscito fuori dal campo, dunque. Runfolo, l'uomo più indietro adesso dei suoi. Di Grazia, quell'anticipo perfetto da parte di Capitan Salamone, ma nel frattempo termina qui il primo tempo, il risultato di 3-0 tra Tremme Calcio 5 e Atletico Monreale, un primo tempo molto vivace con ben 3 gol, però soltanto da una parte, maglia verde dunque nel Tremme Calcio 5, che al momento si troverebbe da sola in solitaria, quindi al primo posto. Noi vi salutiamo, ma soltanto per un istante, perché soltanto secondo gli sportisti il secondo tempo della sfida tra Tremme Calcio 5 e Atletico Monreale.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima partita, sesta giornata, ricordiamo il torneo primavera. Oggi 28 giugno 2023 vi presentiamo 3 calcio a 5 contro Atletico Monreale. Il primo tocco di questo secondo tempo è a stampo verde, con Salerno che appoggia immediatamente dal capocannoniere di questo campionato, ossia Cristian Calvaruso, restivo, che ha fatto il suo esordio in questo match rilevando un super di grazia. Subito che accorcia, Lo Giudice cerca il passaggio, restivo, e poi l'ultimo tocco è proprio il gioco di maglia rossa. Restivo con la sua prima giocata allontana Calò per Salerno, che con la testa fa la giocata forse probabilmente più complicata, perché se avesse agganciato quel pallone col petto probabilmente sarebbe trovato davanti il portiere. Poi Calò cerca l'inserimento di Restivo, che è fresco, ricordiamo è arrivato magari in corso, il riscaldamento è durato tutto il primo tempo, comunque abbastanza caldo adesso. Salamone cerca Lo Giudice, lo trova e allarga immediatamente col suo esterno da Macaluso, la pressione di Calvaruso, alla meglio Macaluso che cerca la porta, Macaluso ancora, Macaluso calcia, va giù, poi Mariolo con la punta non ci arriva. Questione veramente di pochissimo, fatemi dire, ferma il gioco perché Macaluso è rimasto giù, si tocca la zona sacrale. Nel tempo tutto ok perché si rialza su scontro con Restivo. Messina, Calvaruso cerca il passaggio, sbaglia tutto, Macaluso, poi il tocco con Calò, ma commette fallo. Dunque calcio di punizione, Messina non è d'accordissimo, nemmeno Calò che poi allontana anche il pallone. Batte Salamone, il capitano d'Atletico Monreale, cioè Mariolo che intanto si inserisce all'interno dell'area di rigore. Vediamo Macaluso invece largo, rimane dietro invece Lo Giudice, Francesco Lo Giudice, che col suo sinistro potrebbe ricevere questo pallone, ma vediamo se Salamone gli regalerà questa possibilità. Infatti è così, va Lo Giudice col sinistro, prende invece Macaluso, si era gettato e scivolata Calò nel tentativo di arginare la conclusione da parte del giocatore dell'Atletico Monreale, che però non è arrivata dalle parti di Messina perché ha avuto un tocco precedente. Tanto Macaluso salta l'uomo, Macaluso col sinistro, ancora Messina perfetto in fase difensiva, un'ottima partita da parte del portiere. Ecco Calò, vedete l'inserimento per Calvaruso, l'aggancio Calvaruso, ancora va giù, e poi Salerno trova il gol del 4-0. Può chiudere veramente la partita del 3 calcio a 5, lo fa con la solita giocata, come sempre Calò inventa, Calvaruso tenta invece di andare in gol anche questa partita, non ci riesce, però ci arriva comunque Salerno che da attaccante vero col filo del gol anticipa tutti, dopo che compagno è rimasto anche a terra dopo lo scontro con il portiere. Fa comunque 4-0 e quindi mister Zapparata può sicuramente esultare in panchina perché la sua squadra sta al momento battendo l'Atletico Monreale con questo risultato di 4-0. Tempo Messina chiama a voce ai compagni, non vuole cali di tensione il portiere. Calò scambia con Calvaruso, adesso c'è Restivo, allarga il gioco, ancora Calvaruso che non si è ancora sbloccato, salta l'uomo, Calvaruso va sul primo palo, non trova però la gioia del gol, ancora una volta deve rimandare questa conclusione vincente. Una deviazione e poi il portiere Restivo finta la conclusione, poi si allarga sul destro, mister Zapparata consiglia al suo giocatore di non saltare l'uomo perché è l'ultimo. Ecco Calò, vuole il destro Calò, non trova però la porta, una conclusione molto potente ma senza centrare i pali difesi da terzo. Salamone intanto con l'esterno si appoggia, Mariolo vede Lo Giudice, c'è sempre vicino a lui Salamone ma non riesce a ritrovare il pallone, poi Calò, Salerno la tocca, adesso Calvaruso che può puntare, Restivo, Calò cerca l'inserimento di Salerno, una buona palla, Macaluso vuole il dribbling con la punta, rischia tanto, Mariolo la lascia, poi Salamone, l'anticipo di Calò. Atletico Monreale che forse ha un po' perso la bussola di questa partita.
Macaluso rischia tanto. Dice comunque a fare valere il pallone. Lo giudice, si inserisce Macaluso, va da Mariolo. Non c'è però nessuna deviazione. Nel frattempo cambio dentro Runfolo, fuori Giovanni Salerno, autore di 2 gol, sarà infatti a quota 11 il giocatore ed è anche il secondo miglior marcatore della formazione di mister Zapparata, perché il primo chiaramente è Calvaruso, quota 22. Ecco Runfolo. Restivo, scontro con Mariolo. La scorta fuori Mariolo con Restivo che ha tentato fino all'ultimo di arginare questo pallone senza però riuscirci. Lo giudice, adesso c'è Salamone, palla al centro, l'anticipo come sempre da parte di Restivo che può ripartire. Restivo, Calvaruso, guarda la patta, Calvaruso ancora, è terzo miracolo nuovamente su Cristian Calvaruso, che quindi non si sblocca, non raggiunge quota 23 gol, rimane quindi a quota 22. Calo, gancio perfetto, non tenta il dribbling. Restivo, ancora Calò. 2 si erano quasi capiti. Restivo, ecco Calvaruso, larga il gioco. Runfolo che può puntare, Runfolo vuole il sinistro, poi viene murato però dall'ottimo intervento da parte di Salamone che cerca Macaluso che la aggancia con il destro. Macaluso cerca il secondo palo, Messina la tocca, poi Runfolo può puntare, si ferma con la suola molto elegante. Calvaruso, Restivo prende forse qualche tempo di gioco il Terme Calcio a 5 che con questo conto vede avrebbe dovuto fare anche di più in realtà, invece anche forse un po' la stanchezza. Sicuramente la fisicità di Runfolo aiuta nel giocare pallone su di lui, però forse sulle giocate di velocità potrebbe esserci qualche problema, chiaramente con la sua tecnica, con la sua fisicità, con la sua capacità quindi di prendere posizioni davanti. Fa veramente la differenza, lo sta facendo oggi in campo. Così come Salerno che è stato autore di ben 2 gol. Sbagliato il passaggio, Calo, c'è dall'altra parte Calvaruso, lo cerca, non lo trova perché Mariolo intercetta il pallone, può ripartire un 3 contro 2, adesso 3 contro 3, Macaluso vuole il destro, vuole rientrare, Calo poi commette fallo, dice di no Calo, che effettivamente forse potrebbe anche avere ragione, però comunque nonostante il pallone sia stato sicuramente toccato, poi il contatto comunque c'è stato. Non era d'accordo Calò, che infatti si è lasciato anche andare con un urlo, ma il re di gara è stato invece molto sicuro di sé, indicando subito il calcio di punizione. Sul punto di battuta c'è sempre Salamone, ma c'è anche Macaluso che si è incalzato i pantaloncini, forse per calciare meglio. Tandosca, Mariolo, Macaluso, guarda la porta! E non la tocca Messina, ma ancora una volta è uno dei più pericolosi. Probabilmente con la punta, se ho visto bene. Restivo, Calvaruso, ancora Restivo, sempre Calò. Il rilancio, la tocca Salamone, la rovesciata di Calvaruso che voleva sbloccarsi così, lo voleva fare con il miglior stile possibile. Poi intanto esce dalla pressione Salamone, lo fa benissimo, subisce anche il fallo. L'ennesimo, Macaluso può puntare Restivo, lo salta, Macaluso ancora, lo fronteggia, lo porta verso l'esterno e poi sbaglia da solo praticamente Macaluso, ma complice la grandissima chiusura difensiva da parte di Roberto Restivo che in questo secondo tempo si è preso per mano i suoi compagni. Runfolo per Calò che guarda la porta, cerca la conclusione, al secondo palo c'era però Calvaruso che infatti chiama il suo gemelo del gol a chiudere questo pallone del secondo palo e farlo sbloccare. Mariolo, Salamone per Macaluso, lo attende Runfolo, lo attende invece questa volta Calò, è in campo nel frattempo Leonardo dopo lo screzio con Giovanni Salerno. Macaluso può allargare, cerca invece il dribbling, salta Runfolo, adesso palla per Salamone, può puntare l'uomo, lo salta, palla secondo palo, Macaluso, buca Messina, riapre la partita, 4-1 il risultato, poi la carica del capitano che infatti dice questo ai propri compagni. 4 passaggi sono stati quelli che hanno portato al gol del 4-1, quello di Macaluso.
gol meritato per Atletico Monreale sicuramente per quello che stava creando, forse nel momento peggiore della formazione biancorossa, che nel primo tempo aveva anche giocato una buonissima partita. Poi i gol chiaramente hanno un po' complicato, cioè che era l'arrivo, quando è andato Restivo, rischia tantissimo, in mezzo a due, Restivo non butta via la palla, Calvaruso la butta lui. Adesso un po' di confusione vista senza parte, invece predica calma, dice ai suoi ragazzi di giocare con intelligenza, con mentalità. Mariolo. Salamone in mezzo a due, Runfolo fa una grande giocata difensiva, poi cerca di trovare la porta, invece no, perché era un assist per Calvaruso. Mariolo, doppio passo, Macaluso su Calvaruso, fa una buonissima giocata ancora, Macaluso cerca di giocare la sua giocata, poi trova la porta, ed ecco anche Leonardo che si sblocca pure lui, fa 4-2 e adesso la partita è bellissima perché Atletico Monreale riesce a recuperare ben 2 gol. Adesso ci aspettiamo probabilmente 20 minuti di fuoco, ma tempo arrivano anche i cambi con Calvaruso che lascia il campo per Carletto Di Paola, che ben aveva fatto nel primo tempo. Vediamo se nel secondo tempo entrerà come nel primo. Intanto Restivo, Runfolo, buono qui il pallone, Calò, Restivo con la sola, sempre Calò, pressione molto alta, poi la tocca Macaluso con il braccio, gioco fermo, risultato di 4-2. Calò, scappa Di Paola, lo serve adesso Di Paola, tocco morbido, poi terzo, ancora Di Paola, e palla che termina fuori, ma ancora una volta Calò predica calcio con questa grandissima giocata. Mariolo riceve il pallone da Salamone, capitano, adesso Mariolo sempre da Salamone, una grande partita da parte sua, fase difensiva è stato sempre presente. Leonardo cerca la giocata, non trova però. Ecco Runfolo, sempre molto bene, spalla alla porta, Restivo, Calò, c'è Di Paola che rischia sulla pressione di Mariolo, la gioca anche bene però Restivo, alza il pallone, Calò con il petto, la porta avanti, Calò guarda la porta, Calò ancora! E il gol anche per lui, 5-2, si iscrive nel tabellone dei marcatori Antonio Calò, perfetto il suo aggancio con il petto, poi con il destro è letale perché incrocia perfettamente con il piattone, ma nel frattempo bisogna anche andare a sottolineare il lancio da parte di Restivo. Tempo Leonardo prova a girarsi, mezzo a due, Leonardo con la punta e Messina super, Leonardo ancora e non trova la porta, ma sta ruggendo. Marco Leonardo non ha trovato la porta 2 volte consecutivamente, chissà che alla terza invece non la trovi e lì Messina sarà chiamato veramente a una grossa risposta. Intanto Salerno c'è da servire Di Paola, Salerno intanto è rientrato in campo al posto di Runfolo, Calò contro Mariolo, non riesce a passare, poi sempre Mariolo, guarda la porta, Mariolo con la punta e buca Messina, 5-3 come sempre, Raffaele Mariolo, l'ultimo a mollare, aveva chiamato a gran voce i suoi compagni nel tentativo di non spegnere la fiamma, nel tentativo di recuperare il pallone, lo trovano adesso, ma nel frattempo c'è qualche protesta perché il Trembe Calcio 5 stava chiedendo un calcio di punizione per l'intervento forse dello stesso Mariolo su Calò, se effettivamente abbiamo visto bene, ma bisognerebbe capire se effettivamente questo è quello l'oggetto del contendere. Nel frattempo il gioco è continuato con il gol del giocatore in maglia numero 26, ma con i pantaloncini numero 5. Macaluso, guarda la porta, le finte e poi la conclusione murata da Salerno, che sempre in fase difensiva è un giocatore che non fa mai disdegnare il suo aiuto. Lui che col suo fisico può veramente fare la differenza. Palla fuori intanto, Salamone, adesso Macaluso di prima, gioca bene l'Atletico Monreale, poi Leonardo cerca la conclusione, poi un piccolo calcio su Riccobono, si continua. Di Paola, palla secondo palo, riesce a passare il pallone, Salerno e poi terzo, con una grande partita, non va nemmeno giù, copre soltanto la posizione, copre soltanto la porta. Salamone, poi Riccobono tocca col braccio, infatti si ferma anche lui.
Salamone vuole rientrare sul piede forte, poi si appoggia, Macaluso con l'esterno, vede Mariolo, poi cerca i compagni al centro, non riesce, poi la spinta di Di Grazia. Macaluso. Leonardo con la punta, 2 volte Leonardo, deviazione. Stava cercando la porta Leonardo. Il giocatore è capace di sentirla veramente con facilità. Mariolo allarga per Salamone, ecco Macaluso, le finte, buona lanciata da Macaluso, e qua se l'era veramente creata benissimo il 9. Messina non la tocca, ma probabilmente se fosse stata tra i pali Messina avrebbe dovuto fare veramente un miracolo per prendere, era veramente molto potente la sua conclusione. Poi Leonardo col sinistro, Macaluso là ancora in mezzo a 2 maglie verdi, hanno la meglio però Di Grazia con l'aiuto di Riccobono. Poi Messina allarga il gioco, c'è Di Paola, allarga, apre il campo per Riccobono, poi Leonardo. Di Grazia, il capitano, alza il pallone per Salerno, buona chiusura però. Macaluso, ancora giù Riccobono. Salamone tiene il pallone, poi col tacco a cercare Mariolo che sbaglia il controllo, poi vuole salvare su Salerno, non riesce, cerca la porta, commette però fallo Mariolo, che infatti sa benissimo di averlo commesso, si abbraccia anche con Salerno, cenno di intesa anche col direttore di gara, è molto corretto. Mariolo infatti subito indica sia al direttore di gara che agli avversari sapere di aver commesso fallo, nessuna protesta. Infatti sarà calcio di punizione, dalla punizione piuttosto interessante, perché Di Paola da qui potrebbe concludere, ma c'è anche Riccobono, però soprattutto Di Grazia che è molto vicino, però chissà che magari un passaggio di Di Paola non possa arrivare da Di Grazia, che con un velo invece possa creare la possibilità per Riccobono. Vediamo, va direttamente da Riccobono col piattone, non riesce a trovare la porta, poi il contropiede di Leonardo, Di Paola va dietro, Messina, ancora Di Paola, esce benissimo dalla pressione il 3 calcio a 5 con Di Paola. Di Grazia può allargare adesso, lo fa bene per Riccobono che guarda la porta, Riccobono al secondo palo, poi Salerno si gira, l'appoggia Di Grazia, non trova la porta, ma ancora una volta buona giocata da parte di Salerno che da pivot trova una buonissima sponda. Nel frattempo trova anche un calcio d'angolo perché la conclusione di Di Grazia è stata anche deviata, dunque occasione sempre per la formazione di mister Zapparata. Di Paola, Di Grazia, si ritorna dal compagno che può cercare la porta, il dribbling, Di Paola entrare in rigore, Di Paola col sinistro, non trova la porta, poi riparte in contropiede Atletico Monreale con lo giudice, ma l'ottima chiusura di Grazia è perfetta. Poi Di Paola, il dribbling su Mariolo che non tocca il pallone, dunque rimessa laterale. Uno che viene a sinistra, raga! Pure io, Ciccio! Pure io. Lo giudice sbaglia con il tacco, poi il dribbling di Paola è perfetto, lo trattiene per la maglietta, infatti chiede anche scusa, maglietta addirittura strappata. Sarà quindi calcio di punizione. Stiamo per arrivare invece al 20° della partita, risultato di 5-3, un secondo tempo molto elettrico con Atletico Monreale che ha recuperato ben 3 gol, ha fatto uno invece il 3 calcio a 5, perché il primo tempo, ricordiamo perché si fosse situazione in questo istante, ma siamo sicuri che ci sia quindi fin dall'inizio della partita, il 3-0. Calvarus, salta tutti, Calvarus allarga il gioco adesso, Salerno cerca il secondo palo, ma invece calcia con potenza, con la punta, ancora una volta Giovanni Salerno fa tripletta personale, ma sale soprattutto a quota 12 gol in classifica, capocannonieri, anche un po' avvisato Calvaruso, sono veramente poche le partite rimanenti, 10 gol di distanza, però Giovanni Salerno continua a salire con questa punta perfetta, chissà che non fosse in realtà un passaggio in mezzo forte, forse per Calvaruso, conoscendo Salerno probabilmente avrà calciato su terzo. Lo giudice, adesso il risultato potrebbe essersi
anche fermato, chissà. Dico Monreale sembrava crederci, ma adesso questo gol preso non avrà fatto felice la formazione. Intanto Salerno guarda la porta per il secondo palo, Calvaroso, finta di corpo perfetta e trova il gol anche lui. 7-3. Adesso sì che il risultato è veramente molto duro per l'Atletico Monreale, perché su una distanza di 5-3 forse il miracolo si poteva anche concretizzare, ma sul 7-3 è veramente complicata. 4 sono i gol di distanza, ma soprattutto in un momento che adesso sorride totalmente la formazione di Mister Zapparato, con un super Giovanni Salerno che dopo aver trovato 3 gol decide anche di fare un assist così a Calvaroso, che deve soltanto prendere il pallone, buttarlo in rete e poi esultare. Guardate di tutta la di rigore per Calvaroso, che l'aggancia ancora. Calvaroso va là in campo, Calvaroso poi trova il gol, però Dito di gara dice che il pallone ha terminato fuori, bisognerebbe riguardare un po' le linee, ma ci fidiamo chiaramente nell'occhio del signor Calabria, sicuramente un occhio bionico, quindi probabilmente avrà anche ragione. Mariolo intanto rischia tanto, infatti Salerno non abbocca la finta come invece in precedenza di Paola, però si riporta dal basso con Macaluso, che è sicuramente uno dei migliori da parte di Monreale. Macaluso va di ritorno, perfetta per lo giudice, non riesce però ad agganciare Calvaroso, poi la ruletta sbaglia tutto. Un rimpallo favorisce Di Grazia, Salerno, c'è il secondo palo di Paola, va da Calvaroso, guarda la porta ancora Calvaroso sul sinistro e poi Mura sotto porta Salamone che si sostituisce al portiere, poi lo giudice si autolancia sulla fascia sinistra, non riesce però a tenere il pallone in campo. Nel frattempo il cambio fuori, Carlo Di Paola, riecco in campo Antonio Calò. Calvaroso, ecco Di Grazia, sbaglia il passaggio su Salerno, poi il dribbling di Salamone che sta giocando una grande partita. Salamone guarda la porta, poi Macaluso che ancora una volta Di Grazia a mettere il piede. Il palla che testa sotto l'area di rigore, Mariolo riceve il pallone, guarda la porta, ci pensa un attimo e si appoggia. Salamone rischia un poco anche l'estremo difensore terzo a indicare l'ultimo uomo. Nel tempo dovrebbe entrare Restivo, ma anche Runfolo, probabilmente al posto di Grazia e al posto di Salerno. Infatti primo cambio l'abbiamo indovinato, dentro Runfolo, fuori Giovanni Salerno, attaccante per attaccante. Si vede anche i complimenti della panchina, perché effettivamente Salerno ha fatto una partita straordinaria oggi in campo, una tripletta, un assist, ma anche una partita a tutto campo. Tanto Calvaroso vuole il dribbling, sbaglia tutto, Salamone poi cerca il compagno, lo trova Macaluso con la punta, deviazione, palla in rimessa laterale. Minuto 22, Mariolo intanto con la testa, lo giudice cerca Macaluso con la rovesciata, palla arriva lì su Mariolo col sinistro, e poi Messina ancora una volta a dire di no il suo avversario, poi con la punta, anzi col tacco, chiedo scusa, lo giudice, ma sempre Messina chiude Saracinesca, poi Calvaroso tocco però con il braccio. Intanto è il quinto, dunque potremmo assistere anche a un tiro libero. Poi il dribbling, lo giudice con la punta, col mancino per anticipare probabilmente l'uscita di Messina, ma anticipa veramente tutti, anticipa anche i suoi compagni, perché stava per arrivare Mariolo. Calò intanto Di Grazia, ecco Calvaroso, cerca Runfolo con la punta, poi gancio, suola, punta, poi tacco per Calvaroso che invece cerca la porta ma non la trova. Mariolo in mezzo a due, la palla ancora in campo però, poi sbaglia il passaggio, Calò capisce tutto, c'è dall'altra parte Runfolo, guarda la porta, Runfolo è terzo, rimane in piedi fino all'ultimo, poi vai spaccata, lo ferma, ma così intanto cerca la giocata.
Nel frattempo, fuori di grazia, Riecco Restivo con Calvaruso che giocherà laterale, dunque Restivo centrale, Calo a destra e poi lì davanti Runfolo, un quintetto niente male adesso. Calvaruso, ecco Runfolo. Vuole il dribbling, lo ottiene, va sul destro, poi sul sinistro, cerca il compagno ma non lo trova, può ripartire adesso Salamone, murata ancora una volta da un super Calvaruso, guarda la porta Calvaruso col sinistro, si ferma, c'è l'altra parte Runfolo, lo serve adesso Runfolo, aggancia il pallone col tacco, non riesce a tenerla in campo, poi sì con Calvaruso, c'è il secondo pallo, Calo va giù, tutto regolare però. Mariolo può ripartire, adesso squadre un po' ferme, Mariolo forse anche un po' stanco, cerca un doppio passo, Restivo. Mariolo, Salamone rischia tanto ma fa una buona giocata ancora una volta il capitano. Adesso Macaluso centrale, Mariolo si gira, vuole il destro, poi sterzata, si ferma con la suola e riparte, tacco, lo giudice, si inserisce Salamone, allarga il gioco, apre il campo su Mariolo che fa finta di calciare, poi riesce a saltare anche Calvaruso ma si riparte da dietro con Salamone, sempre Mariolo, c'è largo, lo giudice ma non lo serve. Adesso sì, lo giudice. Salamone. Mariolo sbaglia tutto, può ripartire Calo, adesso è nel 2 contro 1, c'è Calvaruso dall'altra parte, Calo serve adesso, arriva anche Restivo, Calvaruso, Restivo, Calo col tacco, poi lascia ancora lì, Calo duramente e poi lei urla da parte di Salamone che dice ai compagni di svegliarsi, che non accetta questi atteggiamenti da parte dei suoi compagni, e qui Salamone veramente credo che abbia veramente ragione, sono fermati i suoi compagni. Qui l'ultimo a mollare, poi decide palla a Macaluso, buona qui la sua giocata, ma Calò torna dietro da Messina che col sinistro cerca di turare la porta, blocca però facilmente terzo e fa ripartire subito Mariolo, c'è spazio ancora per delle azioni. Sbaglia il tocco, lo giudice, Calo, poi lotta Calo, ancora salta tutti Calo, secondo palo, palla non riesce a passare, passa adesso Runfolo col destro, cercare Calvaruso che poi allarga il gioco col tacco, l'alza, lo giudice, quasi fare un autogol, ma adesso stanno veramente scherzando con il gol, la squadra del Terme Calcio a 5 che avrebbe potuto trovare anche ancora una volta la conclusione corretta, ma forse un po' troppo leziosismo adesso. Macaluso con l'esterno per Mariolo col destro e Messina va giù con i tempi perfetti, può ripartire Restivo inseguito da Mariolo, poi Runfolo si ferma, sempre Restivo, molto elegante con la suola, con l'esterno si appoggia, Calo guarda la porta, può provarci, invece lo schema per Calvaruso che col tacco trova ancora una volta un super gol, 8-3, doppietta personale, ma come sempre l'assist di chi è? Guarda caso, di Antonio Calo, 8-3 il risultato, dunque questo risultato forse un po' troppo sonoro, un po' largo in realtà per ciò che è stato visto in campo, ma il cinismo del 3M Calcio a 5 è veramente disarmante. Manca sempre meno alla fine dell'incontro con il risultato, come si può vedere nel nostro scoreboard, di 8-3. Una partita comunque molto equilibrata nonostante ciò che reciti il tabellino. Calo. Runfolo vuole il dribbling, si ferma con la suola, poi il destro! Ecco Runfolo! Fa 9-3, adesso fa esplodere il campo del 3M Calcio a 5 con questo super gol, la va difesa molto bene, un gol simile in realtà al primo, trovato al primo pallone tra l'altro della sua nuova avventura. In quel caso la conclusione è comunque molto forte ma bassa, questa volta la mette sotto l'incrocio dei pali, terzo un po' veramente nulla. Nel tempo si gioca con il quinto, con il raccampo. Poi Salamone vuole calciare, viene deviato Mariolo, ancora lui il possesso, Salamone può allargare, Macaluso apparecchia per Salamone, questa volta buca la porta con la conclusione potentissima
non può veramente nulla Messina, ma calcia perfettamente Salamone che si merita questo gol dopo la grande partita realizzata. Tanto cuore, tante capacità da leader, fasciata capitano al braccio. È un gol super, gol meritato oggi per lui, uno dei gol più belli di questa serata. Calò. Restivo, la pressione, ecco Messina. Scappa Calò col sinistro, sbaglia il tocco, ecco ancora Salamone che può cercare lo giudice che cerca la porta, poi uno schema, Macaluso, ancora palla di ritorno, deviazione. Il diritto di gara indica il calcio d'angolo, però va bene così perché finisce anche la partita. Dunque vittoria per il 3M Calcio a 5 che sale quindi al primo, o meglio rimane al primo posto, però arriva a quota 18 punti contro i 15 Atletico Monreale che quindi rimane a quota 15 in campionato. Una vittoria 9-4, una vittoria forse un po' larga per ciò che sono visto oggi in campo, tanto equilibrio da una parte e dall'altra, però il 3M Calcio a 5 vince oggi, quindi sale a quota 18 punti in classifica e va lanciata alla prossima sfida, quella della settimana prossima, ricordiamo, contro i cugini del 3M Lupi. Qui da Marco Genduso di Sportissimi è tutto, vi ringrazio e alla prossima.